Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua, Signore, sei Re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò, e come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. E come un fiume di
grazia, eterno amore, Carissimi, buongiorno, pace nel Signore, che benedizione, che gioia poter essere qui con voi. Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma di Shea Damiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia di Dio, la bontà del nostro Signore, sono qui con voi per adorare e benedire il nome che è al di sopra ogni nome. Benvenuti a questo momento di preghiera dove noi sentiamo la parola di Dio. Se tu è per la prima volta che sei con noi, vorrei darti benvenuto, adorare e vorrei ringraziare il Signore per la tua vita. E se tu non sei ancora iscritto in questo canale, vorrei invitarti a iscriversi in questo canale, AD, Arca Missionaria Italia. Vorrei invitarti a iscriversi attivando tutte le notifiche, pigiando sul campanello, e così tu attivi tutte le notifiche e per la grazia di Dio saremo qui ogni mattina di martedì e di giovedì, ora seguendo il programma di preghiera che abbiamo. Che Dio ti benedica, che il Signore ti aiuti. Per me è un piacere essere qui ogni mattina con voi e finché il Signore ci darà la grazia e l'opportunità di esserci, ci siamo per il Signore, nel nome del Signore. Gloria a Dio. Vorrei mandare un saluto, un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono con noi. E se tu hai una testimonianza che vuole inviarci, potete mandare sul nostro contatto di WhatsApp, più 39 351 360 4320. È questo il nostro contatto di WhatsApp e così tu potrai partecipare mandando una testimonianza, un suggerimento, una richiesta di preghiera, perché così noi porteremo qua nella preghiera del mattino e condivideremo con i nostri fratelli che sono con noi. Vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione. Non dimenticare di lasciare il tuo mi piace, perché è molto importante che tu lasci il tuo mi piace in questo video, perché così ci aiuti a arrivare agli altri, perché ogni volta che tu lasci il tuo mi piace, YouTube vedi che questo profilo è importante e così manda come suggerimento alle persone che cercano una preghiera. E quindi vorrei anche invitarvi a iscriversi sul profilo di Instagram dei nostri settori ecclesiastici. Abbiamo 3 settori ecclesiastici per la grazia di Dio di Shea Damiti, in provincia di Pisa, provincia di Firenze, provincia di Verona. E vorrei stendere il mio saluto, il mio abbraccio, il mio affetto, la mia preghiera, la mia gioia che ho per ognuno di voi, per la vostra fede, miei cari missionari, fratelli, operai del Signore, che Dio vi benedica. Ora abbiamo gli operai lì a Pomarante, fratello Joele e fratello Jonadab, nostri operai che sono lì nella ristrutturazione del palazzo a Pomarante. Preghiamo per loro perché Dio gli dia la forza, la grazia e li aiuti a seguire facendo questa missione. Loro saranno con noi per 70 giorni servendo al Signore. Vorrei ringraziare di già per la loro vita e pregare per la loro famiglia che sono in Brasile, mentre loro sono qui a svolgere questo servizio al Signore insieme ai fratelli della base di Pomarante nel settore ecclesiastico di Pisa, nel settore 02. Dio benedica missionario Marco Lillo, la missionaria Denise, preghiamo per lei, per la sua salute, Enea, Jamile, la missionaria Jamile, missionaria Carminha, che Dio benedica tutti voi nel nome di Gesù. Vorrei anche mandare un abbraccio ai miei fratelli di Verona, un abbraccio ai missionari Giovanni, Dariana, tutti i miei fratelli che operano lì
la sorella Rossana che opera nel progetto Non Sei Solo, che Dio benedica, e tutti i miei fratelli in provincia di Verona, provincia di Firenze, che operano anche nel progetto Non Sei Solo, che Dio benedica, nel nome di Gesù. Vorrei anche mandare un abbraccio ai miei fratelli che sono all'estero, la missionaria Mirella, fratello Marco di Spagna, i nostri missionari dell'Arca Missionaria in Germania, in Portogallo, in Kenya, in Mozambico, in Inghilterra, tutti i miei fratelli, che il Signore vi benedica abbondantemente nel nome di Gesù. Un abbraccio grande, il Signore è la nostra bandiera, alleluia. Vorrei ringraziare a tutti che contribuiscono. Questa ristrutturazione e tutta la missione, fratelli, è mantenuta tramite la generosità, la gioia di ogni fratello che mensilmente fa la sua offerta, versa la sua decima per la manutenzione della casa del Signore, dell'opera del Signore e dell'avanzamento del Vangelo. Che Dio ti benedica, che Dio moltiplichi per 100 sulla tua famiglia e sulla tua casa, nel nome di Gesù. Cari miei, vorrei lasciarvi una parola stamattina, che il Signore vi benedica abbondantemente. Continuiamo insieme facendo l'opera del Signore, mentre è giorno. Arriverà il Signore all'improvviso, come la parola dice, in un battere di occhi. Quando meno aspettiamo, saremo con il Signore. E così non ci sarà più pianto, non ci sarà più tristezza, angoscia, ma mentre siamo qui, il Signore non ci lascia né ci abbandona. È vero che Lui ha detto: io vado e vi preparerò luogo, perché dove sarò io sarete anche voi. Quando Gesù dice io vado, è come se noi ci sentissimo soli. Ma Lui ha detto: ma non vi lascerò orfani, vi manderò un altro consolatore, lo Spirito Santo. Alleluia. Quindi, fratelli, oggi vorrei leggere una parola che parla molto con me quando noi affrontiamo momenti difficili. Ci sono situazioni che non possiamo saltare, che dobbiamo affrontare. Situazioni che non possiamo fare finta che è un incubo, perché è realtà. Non so, fratello, sorella, se tu stai affrontando un tempo di malattia, un tempo di disprezzo, di persecuzione, di rifiuto, di tristezza, di tradimento. Non so qual è il tempo che tu stai affrontando, ma vorrei dire che non abbandona il Signore in questo tempo. Rimani col Signore, perché varrà la pena. Varrà la pena, perché il Signore è con noi. È con noi in ogni tempo, in ogni momento, in ogni situazione, in ogni circostanza. La parola di Dio dice in Daniele, nel libro del profeta Daniele, capitolo 1, dice: il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenas, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei.
Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltasar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesac e ad Azaria Abdenego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: Io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria: Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Amen. Fratelli, Sappiamo che in quel momento Giuda soffriva un attacco a Gerusalemme perché Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme e il re di Giuda, Joachim, sappiamo che Nabucodonosor, ha assediato e ha preso in possesso quella terra. La Bibbia dice che Nabucodonosor ordinò che una parte del tesoro della casa di Dio fosse portata alla casa del suo Dio e il Signore lo permise. Ma pure ordinò che i ragazzi di belli aspetti, di famiglie nobili e che avevano qualche stirpe reale fossero condusse alla presenza del re nel palazzo di Nabucodonosor, perché questi uomini, questi ragazzi fossero allevati. Daniele, Anania, Misael e Azaria non hanno potuto non affrontare quel momento. Dio poteva risparmiare loro, sì o no? Sì, ma lui ha permesso che loro, Dio permise che loro fosse portati lì.
Ci sono cose che Dio permise nella nostra vita, ma questo non significa che noi abbiamo perso o che è la fine o che dobbiamo cambiare, abbandonare il nostro Signore, cambiare di condotta, di abitudini, di modo. C'è una cosa che la mia mamma sempre dice: non permetti che nessuno cambi la tua essenza. Non permetti che niente che gli altri fanno cambi la tua essenza. Perché la cattiveria degli altri non può cambiare la tua essenza. Il male che gli altri hanno causato a te non può cambiare la tua essenza. Tu rimani quello che sei. Tu rimani quello che sei. E molte volte vogliamo cambiare di quello che siamo e diciamo: vedi, io sono bravo, sono buono, faccio il bravo, faccio tutto bene, e vedi cosa subisco, vedi cosa mi succede. Io adesso mi comporterò male, risponderò male, agirò male, farò male. No. Dobbiamo essere quello che Dio ci ha fatto e che Dio vuole che noi siamo. Dobbiamo piacere al nostro Signore, non alle persone. Perché il mondo fa il male contro di noi, volendo che noi contraccambi il male, ma il Signore ci ha insegnato che noi non possiamo pagare male con male. Non possiamo. E molte volte, per non contraccambiare, noi subiamo delle situazioni che non desideriamo, ma che sono permise dal Signore. Lui permise perché dobbiamo affrontare, perché la sua gloria sia apparsa sulla nostra vita. E la Bibbia dice che questi 4 ragazzi sono condotti, sono portati alla casa del re, al palazzo reale, e loro dovevano essere allevati per 3 anni. E quando sono arrivati lì, immediatamente loro trovano uno stile di vita diverso di quello che loro dovevano vivere, uno stile di vita diverso di quello che avevano. E quando si trovano in quella condizione, la Bibbia dice nel versetto 8 che Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Lui decise di non contaminarsi. Lui prese in cuor suo la decisione. Vedete che non è una questione di che uno sia bravo, che uno sia più spirituale. Noi decidiamo, noi prendiamo nel nostro cuore la decisione. Molte volte noi diciamo: ma io non mi importo, io mi lascerò andare. Ma Daniele poteva anche lasciarsi andare, ma lui ha preso nel suo cuore la decisione di non contaminarsi. Custodisce il tuo cuore. Molte volte lasciamo che la rabbia contamini i nostri cuori. Molte volte lasciamo che l'orgoglio contamini il nostro cuore. Molte volte noi lasciamo che l'ingiustizia contamini i nostri cuori. Ma il Signore vede ogni cosa.
E la Bibbia dice che gli occhi del Signore sono sulla terra e Lui vede ogni cosa. Lui sta analizzando ogni cosa. Lui non è ingiusto. Lui è longanimo. Alleluia! Quando Daniele decide in cuor suo di non contaminarsi, Dio prepara il cuore dell'eunuco del re. Perché quando noi decidiamo non contaminarci, arriva la grazia. La Bibbia dice che nel versetto alleluia, che abbiamo letto nel versetto 11 dice: allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misaele e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede di loro legumi. Ossia, da quel momento, quando Daniele ha deciso in cuor suo di non contaminarsi con il cibo del re né con il vino che era nella sua tavola, Dio operò tramite quello servo, quello maggiordomo. Dio operò. E durante 3 anni, i primi 10 giorni, è stata la prova. E Dio ha dato la grazia a loro di che il maggiordomo concedesse questo e vedesse anche la differenza. In quei 10 giorni il maggiordomo ha potuto vedere la differenza. C'è differenza quando decidiamo il Signore. C'è differenza quando decidiamo nel nostro cuore per il Signore, per gradirlo, per piacergli. C'è differenza quando noi decidiamo nel nostro cuore di non contaminarci, di non contraccambiare. C'è differenza quando noi siamo pecora e non lupo. C'è differenza. C'è differenza. E la differenza è percepita e ci porta vantaggi. Vedete 3 passi. Il primo passo, decisione. Quando noi prendiamo decisione, il secondo passo, grazia di Dio, che apre cuori, che ci fa avere spazio, dominio. La grazia di Dio ci fa arrivare dove noi non possiamo arrivare, conquistare ciò che noi non riusciamo ad avere. E la terza cosa, il premio. Un premio. Sai che c'è premio nel deserto? Alleluia! Gloria! C'è premio nel deserto.
magari tu non possa cambiare la tua posizione geografica come, alleluia, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Magari tu non puoi cambiare la tua posizione geografica, tu non puoi cambiare di famiglia, tu non puoi cambiare di lavoro, tu non puoi cambiare, non so cosa per te è impossibile, come era impossibile che loro cambiassero di paese. No, erano in Babilonia e di Babilonia non sono usciti, ma in Babilonia, in quel scenario di esilio, è in questa situazione che tu devi custodire il tuo cuore. Dio non cambierà la situazione, sei tu che devi decidere in cuor tuo di non contaminarsi, di essere diverso, di fare la differenza, di essere uomo che teme al Signore. Custodisce il tuo cuore. E la Bibbia dice che Dio ha dato la grazia. Chi decide riceve la grazia e chi vive sulla grazia riceve il premio. E la Bibbia dice che alla fine di questi 3 anni, giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria. Alleluia! I quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogassi, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Alleluia! C'è premio per chi custodisce il suo cuore. C'è un premio per chi custodisce il suo cuore, per chi decide in cuor suo di non contaminarsi, di non fare uguale, di non contraccambiare. Magari tu pensi, io perdo, vedi, mentre sono qui mangiando questo legume, quelli sono lì a bere buon vino, un buon mangiare, un buon cibo, e io sono qui a mangiare questa minestra. Alleluia! Il Signore sta dicendo, rallegrati di questo piatto di minestra. Rallegrati di questo piatto di minestra, perché alla fine si vedrà la differenza. Alla fine tu dirai, è valsa la pena. Alla fine tutti vedranno la differenza. Custodisce il tuo cuore. Quante volte noi pensiamo che siamo svantaggiati, inferiori, meno, perché la nostra dieta è diversa, il nostro comportamento è diverso, i nostri vestiti sono diversi, il nostro calendario è diverso, la nostra agenda è diversa, le nostre abitudini sono diverse, le parole che escono dalla nostra bocca è diverso, il nostro comportamento è diverso, e molte volte noi ci sentiamo male. Perché tu ti senti male? No, rallegrati, perché la Bibbia dice che meglio dell'inizio è la fine di tutte le cose. E alla fine si vedrà la differenza di chi ha deciso in cuor suo di non contaminarsi
E quei ragazzi hanno deciso in cuor suo di non contaminarsi. C'è un invito dello Spirito Santo oggi. Magari tu stai dicendo io non posso, non ce la faccio. Decidi in cuor tuo e Dio ti darà la grazia per fare, per portare avanti, per seguire, per sopportare, per affrontare, per resistere. È la grazia che scendi oggi sulla tua vita, ma scendi da quando tu deciderai. La grazia scende quando noi prendiamo decisione. E così Dio ci dà la grazia per sopportare, per resistere, per seguire avanti e per affrontare tutto il periodo che dobbiamo affrontare. Alla fine c'è un premio. E questo premio varrà la pena tutto il tuo sacrificio. Che Dio ci benedica. Preghiamo, fratelli, stamattina ringraziando il Signore. Padre, nel nome di Gesù vorrei ringraziarti per questa parola che ci hai dato, questa porzione che ci hai consegnato oggi, che possiamo, Signore, decidere in cuor nostro che non ci contamineremo, non ci contamineremo dal mondo, dal cibo di questo mondo, dalle pratiche di questo mondo, dai comportamenti di questo mondo, dal modo di questo mondo. No, Signore. Non è facile resistere, ma prima dobbiamo prendere decisioni. Vogliamo prendere oggi decisioni in cuor nostro di non contaminarci. E so, Signore, che una porzione della tua grazia scende oggi su di noi. E come la manna che scendeva ogni giorno per saziare la loro vita nel deserto, scendi oggi la porzione per oggi, perché possiamo vincere oggi, sopportare oggi. E la tua parola dice che quegli uomini, quei ragazzi, per 10 giorni sono stati alla prova, ma per 3 anni sono rimasti in quella condizione mangiando legumi. Mentre altri ragazzi mangiavano e bevevano diversamente, loro sono rimasti in quella dieta. Signore, c'è una dieta e la dieta non è facile perché c'è la tentazione, ma per la tentazione c'è la grazia che ci fa resistere alla tentazione. Oh Signore, aiuta quest'uomo, questa donna a decidere in cuor suo di non contaminarsi, di non arrendersi, di non lasciarsi andare in questa situazione. Perché vedi che è in Babilonia e dice: che faccio? Ora mi lascio andare, e non è così. La situazione magari è amara, difficile, ma noi non possiamo arrenderci, non possiamo abbassare le armi e dire al nemico: hai vinto. No, no, Signore, perché questa leggera provazione, questa leggera prova finirà e alla fine si vedrà la differenza di chi serve a Dio e di chi non lo serve. Oh Signore, dacci la grazia per continuare saldi, fedeli a te. Benedice i miei fratelli operai, missionari, le basi missionarie. Ti prego per il nostro fratello Joel, Jonadab, che sono a Pomaranci insieme ai fratelli, operando in quella ristrutturazione, che tu possa dare a loro la grazia, la forza, la saggezza. Signore, come tu hai fatto con Daniele, con Anania, con Misael, con quei 4 ragazzi, che tu possa
Signore, dare ai miei fratelli lì la saggezza 10 volte in più degli altri, di quelli che sanno già fare a modo qui. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego che il tuo Spirito Santo guidi la loro mani, guidi i loro piedi, guidi, Signore, loro in quella ristrutturazione di cosa fare, come fare. Dà loro l'intelligenza. Ti prego, Signore, provvedi ogni bisogno, ogni necessità. Apri le porte, Signore. Ci sorprendi in questa ristrutturazione. Ti prego nel nome di Gesù, Signore, per le donne che sono lì operando, preparando da mangiare, sistemando, pulendo, facendo la pulizia. Ti prego, Signore, che tu dia anche a loro la grazia, che possiamo avere saggezza, Signore, nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca. Signore, alza un muro di fuoco attorno a quel palazzo. Nel nome di Gesù, Padre. Ti prego per i nostri missionari, per le basi missionarie. Ti prego per il nostro pastore Roberto, per la missionaria Iraci, tutta la Chiesa in Brasile. Ti prego, Signore, per tutto il progetto Non Sei Solo, per le famiglie, per gli assistiti. Ti prego per la salute della missionaria Denisa. Continua con lei, dagli la forza, la grazia, Signore. Aiuta, Signore, i bambini della classe Felice, a Monticerboli, a Firenze, a Pomarante, a Pisa, a Scandite, a Verona. Signore, tutto il progetto missionario, Signore, consegno nelle tue mani. Vedi, Signore, l'evento di sabato in Svezia, Signore, che tu possa salvare, liberare, che tu possa battezzare nello Spirito Santo, che anime si arrendino ai tuoi piedi, che tu possa perdonare i peccati, che tu possa fare cose straordinarie per la tua gloria lì, Signore. Usaci nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, dacci le parole giuste, unzione, potenza, autorità, nel nome di Gesù, Signore. Ti prego di essere con ognuno di noi, con i miei fratelli nelle basi missionarie. Continua, Signore, ad assisterci. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, continua con le tue mani su di noi, nel nome di Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, lasciate il vostro mi piace, non dimenticare di condividere questa diretta con gli altri. È un piacere essere con voi. Ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana. Vi auguro un weekend benedetto nella presenza del Signore. Pace a tutti. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, Signore, sei Re. Gesù,
tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua